Crisi economica, credo che sia l'emergenza numero uno e allora noi dobbiamo capire che dobbiamo indirizzare il nostro impegno, le nostre risorse perché il 2009 non sia un anno drammatico ma sia un anno di difficoltà come sarà, ma affrontato con tutti gli strumenti di cui possiamo disporre. Il governo nazionale fa poco perché tutti i governi europei e del mondo investono miliardi di euro, il governo nazionale dice che fa operazioni a costo zero. Vorrei capire come è possibile moltiplicare i soldi, infatti danno le social card e la metà non funzionano, si deve sottoporre le persone a una trafila obiettivamente complicata da sopportare, per cui si deve dimostrare, magari si va alla cassa di un supermercato, si deve dimostrare di essere più poveri dell'altro che ha avuto la social card carica, insomma obiettivamente non credo che sia una cosa risolutiva. Cosa possiamo fare noi? Noi possiamo intervenire indirizzando risorse perché le imprese che sono in difficoltà abbiano un accesso al credito non rallentato dal fatto che le banche sono in difficoltà e quindi possiamo finanziare i consorzi fidi, gli strumenti di garanzia che garantiscono le banche e consentono alle imprese di continuare a avere credito in un momento di difficoltà. Noi possiamo accelerare la spesa, è la cosa più importante e più difficile. Noi soprattutto possiamo indirizzare risorse perché non ci sia, ciò di cui parlavo prima, una differenza enorme tra i lavoratori che hanno tutte le tutele e quelli che non hanno nessuna, tra i lavoratori dell'Alitalia che hanno 7 anni di cassa integrazione pagata prima di trovare altri lavori che mi auguro trovino prima, e chi fa qualunque lavoro precario, e spesso sono laureati, persone formate, ragazzi bravissimi che magari appunto hanno contratti a progetto, hanno qualunque lavoro atipico e dopo il primo giorno non hanno nulla se perdono il lavoro. In certe fasi l'economia comporta anche adattamenti di questo genere e si perde qualche posto di lavoro, però i sussidi di disoccupazione, il finanziamento di forme di integrazione alle casse integrazioni per cui si abbiano più risorse, ci si possa formare anche in questi periodi di appunto, crisi dell'economia sono possibili e noi possiamo finanziarli e io credo che sia la prima cosa che si deve fare appena si vinceranno le elezioni, si governerà di nuovo la Sardegna, è come affrontare la crisi. L'ha fatto molto bene perché non inventiamo mai nulla, ma dobbiamo sapere anche capire dove si fanno le cose buone. Il Trentino è un esempio positivo, noi stiamo un po' peggio del Trentino, diciamo, perché abbiamo molte industrie che sono in grandissima difficoltà e possiamo avere un'emergenza occupazionale e quindi sociale di grandissimo livello e quindi dobbiamo sapere per tempo che dobbiamo intervenire per evitare che i rischi e i danni siano catastrofici. Dobbiamo continuare a investire sulla conoscenza, è ovvio ma non è scontato. Dobbiamo lavorare sul lavoro, credo che sia la politica ordinaria più importante sulla quale si deve concentrare l'impegno della Regione in questi anni. Io per questo concluderò la campagna elettorale con il 12 febbraio, a pochi giorni dalle elezioni, parlando di lavoro con dei parlamentari che seguono questi temi per il Partito Democratico, Pietro Ichino tra gli altri, credo anche Enrico Letta che verrà anche questa settimana per la campagna elettorale, perché si deve agire lì, si deve agire in Parlamento, si devono cambiare le leggi, ma si può agire anche qui, ovvero bisogna lavorare perché ci sia un livello base di garanzie per tutti. Ichino e altri parlamentari del PD hanno proposto il contratto unico, significa che chiunque inizia a lavorare ha una serie di diritti che attengono alla trattamenti di disoccupazione, soprattutto alla previdenza, perché moltissimi ragazzi, moltissimi giovani, moltissime persone non stanno costruendo un futuro che preveda anche l'ipotesi di una pensione, hanno una serie di diritti che possono gradualmente crescere, ma non c'è una distinzione tra tutto e niente. E noi possiamo intervenire anche qui perché orientando le politiche regionali, perché siano favorite tutte le forme di sostegno, per esempio quando le imprese presentano dei progetti che possono essere finanziati anche dalla Regione, devono garantire che ci sia un numero elevato di lavori veri, di lavori non del tutto privi di tutela, non atipici. Possiamo farlo promettendo e ripromettendoci che nella pubblica amministrazione si entra veramente per concorso e non stabilizzando e basta. È possibile trovare forme che consentono a chi già lavora di continuare a lavorare nella pubblica amministrazione, però dobbiamo riportare il principio
costituzionale per cui nella pubblica amministrazione si entra con un concorso pubblico, perché è una forma di garanzia, di tutela e di speranza per tutti quelli che vogliono prestare il proprio lavoro, la propria attività a un lavoro che serve a tutti ma non è spesso accessibile a tutti e non lo è stato per troppo tempo. Investire nelle infrastrutture sono cose già programmate, ma spendere i soldi e spenderli bene continua a essere fondamentale. Investire per sostenere le imprese, abbiamo un grandissimo problema. Noi abbiamo una legge nazionale e degli accordi fatti dalla Regione con dei produttori di energia che durano poco, nel senso che sono sotto esame dell'Unione Europea. Abbiamo un sistema industriale che non regge con questi costi dell'energia e quindi dobbiamo lavorare per ridurre il costo dell'energia drasticamente, dobbiamo lavorare per essere quelli che vanno più veloce sul terreno delle energie rinnovabili, che sono anche una fonte di sviluppo, oltre che di, come dire, rispetto dell'ambiente, di energia a minor costo, ma sono anche un'attività economica e un'attività di ricerca che precede l'attività economica. Siamo cresciuti molto in questi anni, l'obiettivo è arrivare quasi al 40% nel 2013. Dobbiamo lavorare perché il sistema imprenditoriale superi questa fase di difficoltà, sia più forte e più solido. Noi paghiamo in Sardegna il fatto che stiamo cercando di tenere aperte imprese che sono state finanziate con risorse pubbliche decenni fa, che fanno molta fatica a competere, e dobbiamo gradualmente riportare quei lavoratori e quelle attività imprenditoriali dentro un contesto competitivo, cioè che si reggano con le loro gambe, se no possiamo fare interventi tampone per qualche anno, per qualche mese, ma non si va avanti e non si crea lavoro e sviluppo vero. E ancora, proseguiremo nell'attività per cui è giusto, è un diritto dei cittadini che l'attività di chi svolge incarichi, di chi ricopre incarichi istituzionali sia trasparente in tutti i sensi. Ad esempio Ichino ha proposto una cosa che secondo me in via, come dire, per scelta individuale tutti possono fare, cioè che ci sia un'anagrafe di chi ricopre incarichi pubblici, che significa che tutte le loro denunce dei redditi, i loro beni, tutto ciò che riguarda la loro situazione patrimoniale sia pubblica, e questo è un impegno che noi assumiamo. Dobbiamo lavorare per ridurre i costi della politica e significa agire su molti fronti, significa dare il giusto a chi svolge degli incarichi istituzionali, li deve svolgere per poco tempo, per il tempo giusto e non a vita, e deve, diciamo, mantenersi nei limiti di ciò che è decente. Per questo noi abbiamo preso un impegno che abbiamo inserito nel programma e manterremo come li abbiamo mantenuti anche i più, diciamo, quelli che di solito si dimenticano, no? Nella prossima legislatura. Quale deve essere l'obiettivo che abbiamo, che ha la Sardegna? La Sardegna, come l'Italia, è una società dove la coesione sociale si va perdendo, la coesione territoriale si va perdendo. Quando andiamo in un paesino è un po' diverso non lo so, sembra quasi che chi rimane nei paesi davvero sia rimasto lì perché non ha trovato il modo di vivere appieno la propria vita. È una regione dove, insomma, non c'è la stessa coesione che c'era appena qualche decennio fa. Ed è una regione nella quale, il dato è significativo, il tasso di natalità è il più basso d'Italia, e l'Italia è il terzo paese al mondo per minor tasso di natalità. Perché? C'è una ragione. Se noi orientiamo e consolidiamo l'investimento nelle politiche per il futuro, che sono, l'abbiamo detto, l'ambiente, ma sono soprattutto la conoscenza, sono, insomma, le tutele sociali, lo Stato sociale, sono spendere bene le risorse pubbliche per consentire ai giovani di costruire il proprio destino, di studiare, di lavorare, di fare la propria vita con la libertà e la coscienza e senza il peso di dover dipendere da dove provengono, dal fatto che provengono da una famiglia più o meno ricca o solo da quel fatto. Chi proviene da una famiglia più ricca sarà sempre più fortunato da un punto di vista economico degli altri, magari, però noi stiamo cercando di creare le condizioni non solo per una ragione di giustizia sociale che comunque per noi è fondamentale, ma perché così riparte il motore dello sviluppo. Così i talenti possono venire fuori e possono portare al nostro sviluppo tutta la loro energia, tutta la loro capacità.